Benvenute e benvenuti su Podcast One Word Italiano. C'è una frase che la mamma di Chiara ripete sempre: per capire un popolo mangia insieme a loro. Chiara è d'accordo con lei, anzi, lei non si limita a mangiare insieme agli italiani, ma vuole mettere le mani in pasta. È un pomeriggio di fine estate, l'aria è ancora calda ma già un po' più dolce. Chiara e Noemi arrivano in una piccola scuola di cucina nascosta tra le vie di Cagliari. La porta è socchiusa e dentro c'è già profumo di farina e basilico. Ad accoglierle c'è Maria, una signora sarda con un grembiule a fiori, le mani segnate dall'esperienza e un sorriso dolce. Oggi faremo i culurgiones, dice. Chiara sente la parola nella sua mente, culurgiones, è un suono quasi musicale, quasi misterioso. Naomi ripete a bassa voce questa parola con un accento giapponese. Culurgiones. Maria ride. Va bene ragazze, va bene, non importa come pronunciate questa parola, basta che li mangiate. Sul tavolo ci sono già pronte ciotole piene di semola, pecorino grattugiato, spicchi d'aglio e foglie di menta freschissima. Maria spiega: i culurgiones sono ravioli sardi, ma non solo, sono un simbolo. La forma, infatti, ricorda una spiga di grano. È la vita, la terra, la famiglia. Chiara ascolta questo racconto incantata. Non è solo cucinare, è una storia, è imparare con le mani. Si comincia quindi dalla pasta. Farina, acqua e un po' di sale. Le mani lavorano, premono, girano. Chiara si sente un po' goffa. La farina le vola addosso come neve. Naomi è più precisa, è giapponese, e quando impasta sembra pensare. Brava Naomi, dice Maria, sei proprio ordinata e precisa come una giapponese. Poi arriva il momento di preparare il ripieno dei ravioli. Pecorino, patate, menta e aglio pestati insieme, mischiati insieme per diventare una crema buonissima. Chiara lo assaggia con il dito e dice: è buonissimo. Ma ora arriva la parte più difficile. Questi ravioli devono essere chiusi in un modo speciale. Maria mostra con calma come pizzicare i bordi e piegarli uno sopra l'altro fino a ottenere un ricamo elegante che sembra proprio una spiga, la spiga del grano. Così le dita danzano sulla pasta. Chiara prova a imitarla, pizzica, piega, sbaglia e ricomincia. Alla fine il suo raviolo assomiglia più a una conchiglia e non a una spiga. Invece Naomi crea dei gyoza perfetti, i tipici ravioli giapponesi. Chiara guarda Naomi e scoppia a ridere. Naomi, i tuoi culurgiones hanno preso un aereo per il Giappone. Naomi ride anche lei, ma Maria è soddisfatta. Va bene ragazze, in cucina non ci sono errori, solo nuove ricette. Dopo un'ora il tavolo è pieno di ravioli, alcuni perfetti fatti da Maria, altri storti fatti da Chiara, altri giapponesi fatti da Naomi. Maria li butta nell'acqua bollente. In pochi minuti i culurgiones galleggiano, gonfi, profumati, sono pronti. Poi li condisce con una salsa semplice, pomodoro, basilico e un filo d'olio.
A tavola il silenzio dura poco, giusto il tempo di un boccone, del primo boccone. Chiara chiude gli occhi. Il sapore è forte, il pecorino, la menta, l'aglio, ma sono buonissimi e perfetti. E Naomi dice: sono buoni anche se non hanno la forma di spiga. Chiara risponde: sono perfetti perché li abbiamo fatti con le nostre mani. Oggi Chiara ha imparato nuove parole in cucina, importanti a Cagliari, in Sardegna. Culurgiones, ravioli sardi ripieni di patate, pecorino, aglio e menta con una chiusura molto particolare. Ripieno, la parte interna di un raviolo o di una torta. Impastare, lavorare la farina e l'acqua con le mani. Spiga, la parte centrale del grano che ricorda la forma del raviolo. Grembiule, il vestito da cucina che si indossa per non sporcarsi. Frasi utili di oggi. Come si prepara questo piatto? Posso assaggiare? È difficile da chiudere. Che buono! Ne voglio ancora uno. La sera arriva. Chiara è a casa sua. Sul tavolo ha ancora un avanzo di culurgiones portati via in una scatola. Apre il quaderno rosso e scrive: oggi ho cucinato in italiano, ho impastato parole e farina, ho sbagliato chiusure, ma ho imparato tanti sorrisi. Naomi ha fatto gyoza travestiti da ravioli sardi. Io ho fatto disastri, ma tutti buonissimi. La cucina è un dizionario che si mangia. Poi aggiunge: ho capito che per imparare una lingua non basta ascoltarla, bisogna anche assaggiarla. Chiara ha scoperto che la cucina non è solo nutrimento, è un modo per raccontare storie, per unire mondi lontani come Sardegna e Giappone. Nel prossimo episodio Chiara assaggerà il vero settembre italiano. Un mese di cieli limpidi e nuovi inizi. Se anche tu stai imparando l'italiano, ricorda, assaggia, sbaglia e prova. Le parole della lingua italiana sono dappertutto, anche in cucina. Un saluto e a presto da Carla.